Diciamo un breve soundcheck così davanti a tutti e facciamo anche un po' di fischi, ma ce li facciamo noi. A questo punto, signore e signori, ladies and gentlemen, io vorrei un grande applauso per Bacher. Benvenuto Bacher, benvenuto. Grazie a voi. Allora, io so che tu, diciamo, domani esce un tuo singolo, se non ho capito male, se non ho inteso male. Hai capito benissimo. E come si intitola? Non ho scoperto come si intitola questo singolo. Si chiama Bang. Sei tu che ti dai il delay lì. Si chiama Bamg. Bang. Ah, ho capito. La donna balsamo. Una donna balsamo. Senti, ed è, se non ho inteso male, anche, come dire, il singolo che anticipa l'uscita dell'EP, che tra poco, insomma, esatto, ci sa. l'EP esce poi in autunno, finito il caldo. Finito il caldo. Allora, invece, per diciamo così rinfrescare questa piazza, con quale brano hai deciso di entrare, diciamo, in comunicazione con questa Piazza Vittorio? Qual è il primo? Il primo è Anyone, che è poi anche il primo dell'EP. Nulla, inizio con questo. Anyone, quindi diciamo abbiamo un inedito, partiamo subito con un inedito che anticipa l'uscita del tuo EP. Signore e signori, abbiamo qui Bacher. Ci tenevo a dire che, visto che siamo in diretta streaming, volevo salutare tutti quelli che sono a casa.
Take me by surprise. 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 When you're gonna lie down by my side, when the spirit hits you, look me in the eyes. When you're gonna lie down by my side, when the spirit hits you, look me in the eyes. When you're gonna lie down by my side, when the spirit hits you. Take me by surprise. Take me by surprise. Take me by surprise. Take me by surprise. Grazie. Anyone, questa era Anyone, Bacher qui al nostro salotto. Abbiamo detto che insomma questa sarà quella che apre il tuo EP che deve uscire ancora, che se non ho capito male si intitolerà Intra, dico Intra, bene? esatto. Intra. Intra. Cos'è? Sarebbe una specie di intro però più siciliano, com'è? No, è che vabbè, il titolo è venuto fuori leggendo Vita nei boschi di Thoreau e allora sono partito un po' da quella filosofia, ecco, di un po' ritornare un po' alle piccole cose, a noi stessi, e allora Intra mi sembrava un bel titolo, ecco, una bella parola. O fosse introspettivo, diciamo, un po' in qualche modo. Sì, però introspettivo ma Apollineo, diciamo, invece che dionisiaco, ecco, mettiamola così. Adesso non so io dove vado a pescare poi qua, arrivo poi al Torno Rio Mare se continuo così. Allora senti, invece dicevo, no, volevo sapere, abbiamo sentito questo primo brano, nell'EP gli arrangiamenti saranno come abbiamo sentito adesso, solo chitarra e voce, o hai poi diciamo utilizzato altri musicisti o ti sei sfrenato? Sì, ho utilizzato sostanzialmente un altro musicista perché l'album l'ho registrato io e appunto quest'altro musicista che si è anche occupato della produzione, che si chiama Alessandro come me all'inizio, e è molto diciamo più elettronico che diciamo come lo state ascoltando. Quindi lo stiamo ascoltando in una versione diciamo estremamente acustica, più intima, ecco. Più cruda. E con cosa proseguiamo in questa esplorazione? Il prossimo brano si chiama Dynamite 3. Dynamite 3, Bacher.
just don't take actions. I'm saying my quiet but physical excitement. I feel dynamite tracer with chills ready to blow up. Maybe in a common happy day. This song was born because when I move on you, I do it the same rush of the dynamite twist, which can't wait to detonate. So just don't take actions. 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 Just don't take actions. So 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 just don't take actions. Grazie. Bacher qui al Salotto, abbiamo accennato che uscirà domani, in realtà tra qualche ora praticamente uscirà praticamente il... Oggi è già domani. già domani. Quindi cosa, se non ricordo male c'è un video anche... C'è un video, sì, ambientato in una landeria in via, vicino a via della Maddalena a Genova. Perché tu arrivi da Genova, Arrivo da Genova, sì. quindi diciamo potremmo definirti un cantautore genovese, anche se poi canti in inglese, diciamo. Nuovo insieme ai trapper. Arrivi però diciamo insomma in qualche modo da quella terra lì, quindi insomma in qualche modo anche da quella scuola lì, anche se poi hai preso altre strade. Hai detto quindi il video tra qualche ora, come dire, quello ormai tutto automatico, sai a che ora esce già? Cosa, su No, YouTube? è tutto fatto a mano. Ah, lo fai tu, Tutto schiacci tu. Esatto. tutto Domani fatto a mano. mattina quindi verso le 10 cosa farai? Ma dai, Stanotte? di solito a mezzogiorno. A si dice mezzogiorno, che giusto, quando giusto. È l'orario. l'orario di pranzo c'è l'affluenza massima. Quindi a mezzogiorno bisogna mettere sulla tua pagina Facebook, come senso, no? Assolutamente. Assolutamente. Va bene. E adesso il brano che ascoltiamo è quello che verrà pubblicato tra qualche ora? Ma sì, dai. Oh, ci Ma sta. sì, dai. Come si intitola quindi? Bango. Ah, l'avevi già detto, ma lo ripetiamo perché quello è singolo, bisogna martellare. Signori e signori, qui abbiamo Bacher e questo è il suo singolo che sentiremo tra qualche ora in versione a questo punto immagino molto più elettronica, e invece adesso abbiamo la possibilità di sentirlo coi fischioni, che è una cosa che non è che succede sempre, in versione diciamo acustica e feedback. Bacher. E quello possiamo andarci per bello.
and turning down the light. It's our revolution. Now we are creating new matter, Bacher. Melodies of ourselves, 'cause we move with pulse impatience. We can everything we create, and we claim beauty. You know you are the exotic one, 'cause now there is no space, and there is no time. If I was a gallery, I'd listen to them for you. You are a unit of my journal, a line in many other remarks. Let's make one which wasn't there before. We feel each other flaming a fireplace. Let's make one which wasn't there before. We feel each other flaming a fireplace. Let's make one which wasn't there before. We feel each other flaming a fireplace. Let's make one which wasn't there before. Feel each other flaming a fireplace. Let's make one which wasn't there before. We feel each other flaming a fireplace. Let's make one which wasn't there before. We feel each other flaming a fireplace. Grazie. Bacher, questo è il singolo insomma, che poi ascolteremo tra qualche ora col video e nella versione elettronica. Chiaramente come dire, lo supportiamo e ti facciamo un grosso in bocca al lupo per questo. Abbiamo accennato che insomma, dopo l'estate o comunque insomma, verso settembre uscirà questo EP che si intitola, sappiamo, Intra. Adesso con quale brano vuoi salutare il Salotto e Piazza Vittorio, qui, insomma, con questo scenario così barocco che c'hai tutto intorno a te? E il prossimo brano si chiama Marx Self Irony e mi sembrava obbligatorio. Marx, aspetta che non ho capito, com'è che si intitola, che io sono un po'... Marx? Self Irony, l'autoironia di Marx. Ho capito, l'autoironia di Max. Vabbè, tu dici, visti i tempi che corrono, diciamo, il turbocapitalismo, bisogna prenderla con molta ironia. E allora ci piacerebbe capire tutto il testo, ma poi magari lo andremo a cercare quando uscirà il tuo EP. Per il momento ce la ascoltiamo in versione, diciamo, come dire, un po' più cruda e un po' più azzica qui al Salotto. Signori e signori, abbiamo il nostro Bacher.
nobody wrote so much. So let her obey, so let her obey, so let her obey. The happiness is police emancipation. To be alive means to live with passion. We are in the inn of success. The opulence, this is what we're looking for. The capital sold 100 copies. And they said nobody wrote so much money. So let her obey, so let her obey, so let her obey, so let her obey, so let her obey. Grazie. Grazie, grazie mille, grazie Bacher, un grosso in bocca al lupo per questa tua imminente uscita e noi chiaramente ringraziamo anche tutti gli altri artisti che sono intervenuti al salotto questa sera, un applauso per Rossana De Pace, per i Miami Vice, ancora un applauso per Bacher, alla parte tecnica Mattia Martino e Danilo Samà da Bruxelles che ci segue, noi vi diamo appuntamento alla prossima, dalla voce di Mao è tutto, tante belle cose, adesso lanciamo la sigla, alla prossima. CortoCorto.